Oltre alla perdita dei 600 posti di lavoro a causa della delocalizzazione della Speed Line, si teme ora l'impatto devastante che verrà causato sull'indotto, con numeri altrettanto importanti. A confermarlo è Confapi Venezia. Dal nostro ufficio studi abbiamo analizzato la presenza di 20 aziende dirette per un totale di 200 dipendenti che lavorano nella carteggiatura, sbavatura, smerigliatura di questi cerchioni, più altre 30 aziende indirette che fanno parte di quei servizi di forniture alla Speedline, vedi manutenzione impianti, macchinari, trasporti, logistica, che potrebbero perdere altri 100 posti di lavoro per un totale di 300 posti. Si tratta di piccole e medie imprese, tutte del veneziano, si trovano in difficoltà a pagare i fornitori con la pressione dalle banche che hanno chiesto di rientrare dai fidi e con il blocco dello sconto sulle fatture. Le ripercussioni già si sentono perché già nelle prime settimane di gennaio del 2022 vedremo un restringimento del credito, una riduzione degli affidamenti, in quanto queste banche non vedono prospettive di sviluppo e di crescita. È in programma per venerdì un vertice online con il Ministero dello Sviluppo Economico. La tensione è sempre più alta per le famiglie dei 900 lavoratori che fanno capo alle sorti dell'azienda del gruppo svizzero Ronald. Domenica prossima è prevista una manifestazione a Santa Maria di Sala dove saranno presenti anche i rappresentanti della piccola e media industria. L'appello ovviamente è in primis al Ministero dello Sviluppo Economico che gestirà nei prossimi giorni un incontro con la proprietà. Ci siamo già sentiti con la Regione Veneto, unità di crisi che prontamente ha preso in mano la questione. Chiediamo che anche i rappresentanti dell'indotto come Confapi siano coinvolte, in quanto subiamo queste decisioni sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri collaboratori dipendenti.